Questa è la terza edizione ospitata da Rosemary Farm and Greenhouse di Primavera in Giardino 2025. Gli organizzatori Italo e Leo sono alla loro 24esima edizione e con molto piacere che noi accogliamo questa manifestazione perché è il nostro intento anche la divulgazione della cultura del verde a tutto tondo. Infatti la manifestazione ospiterà degli espositori di piante rare nel nostro giardino che è ampiamente visitabile da chi verrà a vedere l'esposizione. Le giornate iniziano alle 9 del mattino e chiuderanno quando c'è buio per quanto riguarda la manifestazione, ma Rosemary ha in carico la logistica. Cosa significa? Che noi ci occuperemo di organizzare tutto quello che è necessario per il comfort della giornata per i visitatori. Quindi Rosemary apre il suo ristorante e la sua pizzeria con prenotazione perché i posti saranno limitati, ma chiunque verrà a visitare la mostra potrà in ogni caso godere di snack o panini che verranno con degli stand che verranno allestiti all'interno del giardino. È prevista anche un intrattenimento bambini, sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica, e poi ci sono i parcheggi che sono stati allestiti all'esterno dell'area e che verranno guidati da nostri incaricati, pertanto anche quest'anno, come l'anno scorso, la gestione del parcheggio verrà facilitata dai nostri incaricati, ma soprattutto da una viabilità facilitata. Vi aspettiamo numerosi all'ingresso, il biglietto d'ingresso è di 5 euro giornaliero e i ragazzi fino ai 15 anni non pagano.